a l'ISCA, lista rappresentativa d'Italia, al sindaco in carica di Milano e per conoscenza codice IBAN. Questo è il titolo. Sacra infezione dei questura di Milano, ufficio prevenzione generale, dal 27458/98 al 27938/04. E poi il delirio continua. Ladri, infami, fetenti che più non si può, ma i belli, bravi e buoni, gli operosi, gli intelligenti, i Superman, le Wonder Woman, sono loro, Italia. Sono belli, titolo originale, sono bello, di nulla facente dal potere lesivo per decreto di Vino. Dice, la dedico a loro, ai nostri adoratissimi trovatelli d'Italia. Che cona. Cioè dal 27458/98 al 27938/04 e poi Libia, vogliono ammazzare Gheddafi. Italia, vogliono ammazzare Minimiao. E ciò dopo aver tentato di uccidere il fratellino di Minimiao, naturalmente. Colpito a morte, dato per morto, non è morto. E che dice il piccolo Boom? Che dice? Dice, tutto potrei fare nella vita, ma il morto ammazzato, il martire, l'animale da macello, proprio no. Ecco, dice, che da più. Libia, vogliono ammazzare Gheddafi. Italia, vogliono ammazzare Minimiao. Che dice Minimiao? Che dice? Accomodatevi. Dal 27458/98 al 27938/04 e poi c'è e poi ma che cavolo devi dire, dice di più, 1 milione al giorno a partire dal 27458/98, il resto dopo, dice eventualmente è qui, ecco. C'è il nome, il numero di conto, il codice IBAN, come cavolo si chiama, eccetera. I versamenti, 1 milione al giorno a partire dal 27458/98. Paghi lo Stato, dopodiché si rifarà con i responsabili, che sono un mucchio. L'Italia incredibile ma vero, l'Italia mi ha fatto nazione, derubato di tutto e costretto ai doveri e diritti nessuno, mia moglie e i miei figli scomparsi, in mano alla mafia di Stato, eccetera. Letizia Moratti, che dice Letizia Moratti? Dice, questa è la mia Milano, sì, buon Nasale. Ecco, c'è il link, ascoltatela, recita bene, sì, benissimo, Questura di Milano, ecco. Poi altro link, sempre, sacra infezione prevenzione, va bene tutto, niente, ma nulla facente, inoltrare e a chi? Al sindaco e ai presidenti, così come hanno detto i Carabinieri d'Italia. I Carabinieri d'Italia hanno detto, noi ci abbiamo le mani legate. Ecco, dice, lo dica al sindaco, ai presidenti, al governo, ai politici, ai giornali, noi abbiamo le mani legate. E com'è? Vabbè, ce l'hanno sciolte soltanto quando devono rubare o quando devono fare altre cose, no? E in più gli danno il coso al peperoncino, va. Lo spero. E vabbè, va, chiudiamo qui. Poliziotti made in Italy con licenza di
candidati made in Italy. Giornalisti made in Italy che intervistano i broccoli della mamma, degli ortaggi dell'ortolo, se carote, melanzane e cocomeri. Sono d'accordo, i microfoni si spengono. Di conseguenza si contestano e si respingono perché infondate le dichiarazioni di controparte, che peraltro non ha mai fornito alcuna idonea e valida prova dei versamenti degli importi dei canoni pagati per l'avvenuta arbitraria occupazione gratis e senza titolo di locali di proprietà privata altrui sin dal maggio 2004, in violazione di quanto riconosciuto e garantito dalla legge ordinaria e tutelato costituzionalmente. Milano, 29 marzo 2007. Avvocato Rossana Filacchione. Firma